Io, se posso, divagherei un attimino. Posso? Perché come gli altri mi sono preparato un intervento per rimanere in tema, però in questa occasione ho avuto tanti spunti. Io vorrei raccontare molto brevemente la mia esperienza, che per alcuni versi è simile a quella di Bobore, ma non soltanto, nel senso che lui comunque aveva una strada che stava seguendo, che era quella scienze politiche, se non sbaglio, e poi ha avuto un'idea che era quella di tornare alla terra. E mentre riflettevo questi ultimi minuti dell'intervento di Samuel, voglio parlare di un'idea, perché sono le idee quelle che cambiano le prospettive, quelle che cambiano il mondo, quelle che cambiano i rapporti con il posto e con le persone. Quando io 5 anni fa ho iniziato il lavoro di agricoltore, non avevo nessuna esperienza. Sono rientrato dalla Spagna apposta per improvvisarmi, tra virgolette, per improvvisarmi agricoltore. Perché avevo avuto un'informazione: importiamo l'80% della frutta e della verdura da fuori. Mi è sembrata una informazione dilaniante. Chiedo scusa. Pensavo anche a quello che stava succedendo, che stava iniziando a succedere nel territorio, con le industrie che chiudevano. Si vedeva, seguendo i TG, io mi informavo attraverso internet, non avendo accesso alle TV italiane, vedevo quello che succedeva attraverso internet. Si vedeva, non c'era una strategia, non c'era un piano B, non c'era neanche il piano A, non c'era un piano, non esisteva un'idea. A me l'idea è venuta. Oltretutto, per forma mentis, sono uno che è abituato a vedere le opportunità nelle difficoltà, e sono anche uno che è abituato a scommettere su me stesso. Quando sono rientrato, ne ho parlato a casa, avevamo un pezzettino di terra, voglio fare l'agricoltore. Ma smettila, ma tu sei sempre quello che ha le idee strampalate. Me ne hanno detto di tutti i colori. Però sono anche abituato a ascoltare quello che mi si dice, valutarlo, però comunque decidere con la mia testa. E quando prendo una decisione, cioè sono convinto che devo intraprendere una strada, io parto. Se mi segue qualcuno bene, diversamente va bene lo stesso. Da quest'idea che cosa è nato? Io fortunatamente non avevo una formazione agraria pregressa, avevo però una formazione nel settore delle terapie non convenzionali, quindi avevo una certa sensibilità per quanto riguarda la salute. Ho deciso immediatamente di non prendere neanche in considerazione quello che tutti mi hanno detto, e cioè senza la chimica non fai agricoltura. Io ho detto, se si faceva una volta, si può fare anche adesso. Avevo una zappa, un terreno, e ho iniziato. Di giorno lavoravo e la notte studiavo. Andavo a chiedere agli agricoltori, i vecchietti, leggevo libri, mi informavo su internet, e fortunatamente ho scoperto l'agricoltura biologica, poi l'agricoltura sinergica, da lì Google Culture e altre cose. Molto 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 interessante. Però, tornando all'idea, l'idea non era quella di fermarmi alla produzione che potevo fare io, perché c'era una domanda prima, nel senso che l'efficacia della risposta è sempre data dalla qualità della domanda, e la mia domanda era: come posso io fare qualche cosa per il mio territorio prima che crolli tutto? Avevo un messaggio che era quello: guardate che
importiamo miliardi di euro di generi alimentari che se producessimo, facendo un calcolo molto molto spicciolo, avremo disoccupazione zero. Sì, vabbè, ma la grande distribuzione, ok, va bene, continuo da solo. Ovviamente, essendo anche una persona che ha facilità di rapporto con internet, con le nuove tecnologie, e non accontentandomi mai di quello che è il raggiungimento di un obiettivo che è sempre un gradino su cui poggiare il piede per salire a quello successivo, ho continuato a lavorare a un'idea che era quella di dare, non dico una risposta perché sarebbe presuntuoso, però comunque di contagiare un'idea che era quella dell'opportunità che abbiamo. Cioè, guardandoci attorno, noi che cosa vediamo? Vediamo sui telegiornali, in qualsiasi parte d'Italia, disastri, il vento ha fatto, l'acqua ha fatto questo, e questo, tu guardi, esci qua, c'è il sole, e dici, cavolo. Bobore diceva, noi d'inverno non possiamo fare certe produzioni, noi possiamo fare quasi tutto, quasi sempre. Quindi abbiamo una grande ricchezza, che è il nostro territorio, ma abbiamo anche un'altra ricchezza che è la nostra identità e la nostra cultura. Adesso arrivo a questa ricchezza di cui sto parlando, perché nel mio percorso di formazione e autoinformazione ho scoperto che l'azienda agricola, con le nuove leggi sulla multifunzionalità, poteva fare tantissime cose. Oggi se fai soltanto produzione orticola, se ti fai lo stipendio sei fortunato. Quindi hai bisogno di diversificare. Questa legge è stata fatta apposta proprio per venire incontro alle esigenze delle aziende agricole che stanno tutte chiudendo. Se guardate l'Unione Sarda di oggi, 172 aziende agricole nel Sulcis Iglesiente hanno chiuso nell'ultimo anno. 172 nel Sulcis Iglesiente, non in tutta la Sardegna. Non so quante migliaia sono sotto sequestro per io non lo so, certa gente come gli vengono certe idee. Comunque continuiamo con le idee, e quindi ho detto voglio fare qualche cosa, ma se devo fare qualche cosa io non posso essere l'unico agricoltore della zona, perché se qua dovesse crollare l'economia, prima di tutto sarei il primo da togliere di mezzo per prendere quello che sto coltivando. Quindi ho detto è meglio che cominciamo a comunicare una conoscenza. È molto pericoloso oggigiorno, dove gli equilibri europei e internazionali, compresi quelli del Mediterraneo, sono talmente precari, dove vediamo navi da guerra che si avvicinano all'Iran perché quello ha fatto una dichiarazione, quelli non vogliono fare. Noi siamo in un'isola, badate bene che se da oggi a domani smettessero di portarci da mangiare da fuori, che è già brutto dirlo perché è umiliante che debbano essere da fuori, cioè noi dobbiamo comprare da fuori. Noi eravamo grandi produttori, questa era la zona più ricca della Sardegna, perché le condizioni climatiche erano talmente favorevoli che addirittura noi siamo il meglio del meglio in Sardegna per quanto riguarda queste caratteristiche. Quindi a quel punto cosa è cambiato nel tempo? Siamo diventati da produttori a consumatori, cioè i nostri soldi li mandiamo fuori per mangiare porcherie che costano comunque un sacco di soldi. Ho scoperto quindi i gruppi di acquisto solidale, ho scoperto Sardegna Filiera Corta. Oggi non c'è Roberto, io l'ho conosciuto personalmente, è una persona fantastica, ci ha messo la faccia, ci ha messo l'impegno, ha creato un punto di contatto tra i produttori e i consumatori in modo da azzerare la filiera, diminuire quelli che sono i costi, evitare i problemi che diceva Samuel, che diceva facciamo parte di una cooperativa, si prendono un impegno e poi non lo rispettano, e a me mi rimangono le insalate, io capre non ne ho, o me le mangio tutte o qualche cosa ci devo pur fare. Ho scoperto anche l'orto urbano, ho detto quale miglior opportunità per dare la possibilità a chi oggi non ce l'ha di imparare a coltivare
badate bene, sto utilizzando un termine che è imparare a coltivare, perché quando uno impara a coltivare, soprattutto con certi sistemi, può coltivare anche in mezzo alle rocce e da mangiare non gli mancherà. Noi tutti, chi è che non ha uno zio che si fa l'orto a casa e regala le melanzane, i pomodori e tutto quello? Per alcuni è una passione, però per esperienza diretta io pensavo di riempire gli orti urbani di pensionati che si volevano fare l'orto. Non ce n'è uno, sono tutti giovani e qua ne abbiamo qualcuno che oltretutto dà anche grandi belle soddisfazioni. Quindi dicevo, questo può essere un primo passo. Sapete, per trovare le informazioni, per fare le cose in regola, cioè per fare un orto urbano ci saranno delle leggi di riferimento, ci saranno dei regolamenti. Ok, mi informo e vediamo di attuarlo. 2 anni. Ci sono voluti 2 anni. Perché chi doveva sapere, che si è vantato in tutta Italia di essere il promotore degli orti urbani, non sapeva niente. Niente. Alla fine ho trovato una ragazza, una consulente di carboni, che dirgli in gamba è dirgli poco. In 5 minuti mi ha messo in condizioni di poter iniziare l'esperienza degli orti urbani. Da lì è venuta l'idea dell'associazione culturale. Se dobbiamo fare, il progetto è sulla sovranità alimentare, ma non a Carbonio, in tutta la Sardegna. Quindi se vogliamo fare orti urbani in tutta la Sardegna, dobbiamo dare la possibilità a chi nel proprio territorio lo vuole realizzare, che sia un ente, che sia un'associazione, che sia un agricoltore o che sia un privato, di poterlo realizzare senza spendere 2 anni. Perché io mi rendo conto che per quanto uno sia tenace, gente veramente tosta di testa non ce n'è tanta. Quindi ho detto andiamo in soccorso. Da lì però è venuta ulteriormente l'idea. Perché? Perché il primo problema che mi sono messo, ed è quello che mi ispira sempre, è quello di trovare una soluzione per accontentare tutti. L'anno scorso è uscito un bando della Regione Sardegna, finanziava 50.000 euro per la realizzazione degli orti urbani e il finanziamento era indirizzato ai comuni. Quindi noi agricoltori, le associazioni, erano tutte tagliati fuori. Scaturisce facile cioè si capisce subito che con soldi pubblici fare concorrenza sleale alle poche aziende agricole che ancora si reggono sul mercato sarebbe stata una iattura, perché se da una parte dobbiamo raggiungere la sovranità alimentare, dare la possibilità alla gente di imparare a coltivare, dall'altra non possiamo fare quelli che mettono il piede sulla testa delle ultime aziende agricole. Quindi assieme alla consulente abbiamo preparato un progetto che ho già presentato al presidente dell'ANCI in modo che se ne facesse carico. È un tentativo, io lo so ovviamente, come Cristiano Floris non conto niente e altrettanto non posso girare tutti i comuni della Sardegna per spiegare un progetto ed evitare un'ennesima catastrofe. Quindi ho voluto appoggiarmi. Sembra che ci siano delle speranze, delle opportunità, non speranze, opportunità. Il progetto però è evoluto ulteriormente, perché ho detto l'orto urbano è uno strumento, è come un coltello, io lo posso usare per tagliare il pane, la carne, lo posso utilizzare anche per uccidere, lo posso utilizzare come soprammobile oppure come oggetto da collezione. Di questo strumento cosa ne vogliamo fare? Quali sono le difficoltà e quali sono le risposte che attraverso questo strumento si possono dare? Le aziende agricole che ci sono nel territorio, molte, sono fuori vano, magari in posti bellissimi come il vostro, però non hanno un presidio nel territorio. L'idea è stata, e se l'orto urbano diventasse il presidio nel territorio urbano delle aziende agricole del territorio, ma non solo,
Perché le aziende agricole, cioè la multifunzionalità delle aziende agricole prevede anche il turismo rurale. Cosa si vende nel turismo rurale? Soltanto mangiare e bere? Zero. Se andiamo alle Hawaii, anche se sono vestiti da occidentali tutto il giorno, quando arrivano i turisti si tolgono i vestiti, si mettono le ghirlande e vanno a fare ola ola. Se andiamo da un'altra parte succede lo stesso, non vedo perché non lo dovremmo fare noi. Ho partecipato a Maracalagonis qualche anno fa in una vecchia casa campidanese, vecchia non mi piace, antica, fa più chic, una casa campidanese dove in Sagorti era apparecchiato per 500 persone ogni giorno e bisognava prenotarsi mesi prima. Chi serviva ai tavoli? Il gruppo folk, vestito con l'abito tradizionale, non con il costume, con l'abito tradizionale. E una volta serviti tutti quanti, mentre mangiavano e bevevano, facevano sul palco lo spettacolo, il balletto tradizionale, la nostra musica. Noi abbiamo queste cose da vendere, abbiamo le bellezze naturalistiche, abbiamo l'archeologia, abbiamo la nostra storia, abbiamo le nostre tradizioni, abbiamo un sacco di cose da vendere, però sono le uniche che non stiamo tenendo in considerazione. Attraverso l'orto urbano ci può essere un rilancio dell'economia del territorio. L'idea poi è evoluta ulteriormente imitando, anzi prendendo spunto da quello che è una bellissima iniziativa di un avvocato di Milano, una donna, che nel primo periodo della crisi, quando sembrava che stesse crollando tutto, ha chiesto a un amico economista come poteva mettere a riparo i propri soldi. E ha chiesto: cosa faccio? Compro diamanti, oro, valuta estera, investo in... Ha detto no, terreni agricoli sono gli unici che prenderanno valore. Cosa hanno fatto? Hanno costituito una società agricola, hanno fatto un bando per piccoli investitori, gente del posto, non gente che veniva da fuori, gente del posto. In 44 hanno partecipato, hanno acquistato 15 ettari di terreno con un casale, hanno fatto un bando successivo per darlo a coltivare. Hanno partecipato tutte persone che con l'agricoltura non avevano nulla a che vedere. Infatti i 3 concessionari, 3 coppie che hanno lavorato per mandare a regime l'azienda, c'era un ingegnere informatico, un perito meccanico, gente che con l'agricoltura non aveva nulla a che vedere. Perché c'è questo grande ritorno, questa passione, è un'esigenza, quella di ritornare a certi ritmi. Quindi da lì ho preso spunto per un altro progetto che non voglio svelare, perché a breve saranno convocate delle riunioni, faremo il giro di tutta la Sardegna, comune per comune, paese per paese, per dare la possibilità di aderire a questo progetto, perché l'unico modo che abbiamo di poter decollare, e ne abbiamo tutte le possibilità, è quello di metterci assieme. E le persone che vogliono fare io vado per conto mio, io li chiamo i disgreganti, quelli che non credono nel valore della collettività. Parlando di identità, la collettività era un valore fino avanti ieri. Oggi è stato sostituito con l'individualismo, quindi io mi faccio i miei interessi a discapito degli altri, non mi interessa, e ci troviamo in questa situazione. Il valore della collettività, cioè quindi iniziare a sostituire un termine che non ha funzionato, e lo vediamo che non ha funzionato, con uno che ci ha portato avanti per millenni, probabilmente ci darà una possibilità in più. Probabilmente ci saranno delle domande, quindi non voglio prendermi tutto lo spazio. Vi ringrazio della presenza e ringrazio loro di avermi invitato. Grazie.